La Igor Gorgonzola Novara si aggiudica in 4 set il big match della quinta giornata del girone di ritorno contro la Savino del bene Scandicci. Le piemontesi, dopo il brutto KO di domenica contro Busto Arsizio, rialzano la testa grazie ad una prova convincente sotto tutti i punti di vista. Una Igor che sorride e che rispedisce al mittente le intenzioni di sorpasso delle toscane, che ora sono a -5 in classifica. Una prova, quella delle gaudenziane, sempre in controllo. Barbolini non cambia nulla rispetto alla prova del Pala Yamamaya e riconferma il sestetto di domenica, con Brakocevic opposta ad Hancock, le inamovibili Veljkovic e Chirichella al centro e la coppia Courtney-Vasilieva in banda. Per Cristofani, invece, dentro Kokolevska al posto di Lobian, che parte dalla panchina. Il primo set vive di equilibrio e Novara, grazie ad un mini break nella parte centrale, riesce ad arrivare sul 21-18 e a tenere duro fino alla fine, chiudendo 25-20. Nel secondo parziale Scandicci fatica più del previsto, qualche provvedino di troppo nella fase muro difesa e troppe incertezze in attacco. Cristofani prova a cambiare la diagonale con gli ingressi di Carraro e Stisiak, che però non sortiscono gli effetti sperati. Novara gioca sul velluto e chiude il parziale con un comodo 25-16. Scandicci sembra sull'orlo del baratro, ma come al solito ogni set fa storia a sé. Dalla panchina fa il suo ingresso Marina Lubian, che si prende letteralmente la scena, non solo trovando un irreale 75% in attacco, ma soprattutto prendendo per mano le proprie compagne, che crescono notevolmente, riuscendo non solo ad annullare una palla a match sul 24-23, ma anche a capovolgere la situazione giudicandosi il parziale 28-26. Scandicci sembra aver trovato il proprio equilibrio con Stisiak più in palla di Slutis e una fase muro-difesa cresciuta notevolmente. Ma Novara nel quarto set alza l'asticella e le ospiti si bloccano nuovamente. Sull'8-4 per la Igor, Scandicci inizia piano piano a palesare nuovamente le difficoltà mostrate nel secondo set e Novara, grazie ad una Brakocevic da 18 punti e una Vasilieva da 17, torna a fare il vuoto e a monopolizzare il parziale. Scandicci si spegne definitivamente sul 16-8, lasciando campo libero agli avversari che dilagano fino al 25-13. Una vittoria convincente che riporta il buon umore in casa Igor dopo il passo falso di Busto Arsizio. Per Scandicci, invece, dopo la sconfitta con punti contro Monza, arriva un altro KO, però dai connotati diversi. Ora Scandicci pensa già alla sfida del weekend contro Chieri, mentre per Novara la settimana si chiuderà con il big match contro la capolista Conegliano.